Tanti eventi al territorio, quest'oggi è a Marino di Piave, siamo all'interno del Palazzetto dello Sport, siamo nella manifestazione Mezzanotte in Bianco, siamo in compagnia di un collaboratore ma ex presidente della Proloco Vivi Mareno, Maurizio Piccini. Maurizio, ieri e oggi, ma oggi più di ieri, la tradizione continua, la Proloco di Mareno promuove il territorio. Certo. Siamo sempre sulla cresta dell'onda, ci impegniamo a creare eventi, a dare soddisfazione al comune, fare in modo che la gente si diverta, abbia la possibilità di passare le serate in serenità e in tranquillità e comunque con la possibilità di essere anche con la pancia piena. Microfoni abbiamo il sindaco di Marino di Piave, dottor Catai, Gianpietro. Sindaco, un evento anche quest'anno pieno successo per la Proloco che ha saputo ancora una volta segnare un punto fisso nella promozione del territorio aggregando la popolazione. Certo, un bellissimo evento anche quest'anno. Davvero Proloco Vivi Mareno ci sta allietando in più di un'occasione con questi eventi che sono eventi di promozione del territorio ma soprattutto eventi di aggregazione. L'amministrazione comunale ancora una volta ha avuto il piacere di collaborare dando tutto il supporto a questi eventi, questa volta Proloco come in altre occasioni alle associazioni. Crediamo molto al momento aggregativo tra la nostra cittadinanza e Mareno anche questa volta ha risposto davvero molto bene. Noi ti ringraziamo per l'invito che anche quest'anno avete voluto darci a questa splendida manifestazione. Salutiamo tutti i telespettatori che purtroppo si sono persi questa stupenda paella, però sicuramente ci saranno altri eventi a cui partecipare. Certamente, quest'anno l'abbiamo fatta all'interno del palazzetto perché il tempo purtroppo non c'era amico. Sicuramente il prossimo anno saremo ancora all'esterno, sarà ancora più bello, ci divertiremo ancora di più. Mi raccomando, non mancate agli altri eventi della nostra Proloco. Grazie. Mi aspetta la prossima puntata.